e si comincia. Pallone giocato subito indietro per Codignoli che va da Alessio Starace, intercetta a centrocampo il numero 8 Eusepi, la gioca subito in avanti per Moretti, il bomber del Football 8 a quota 22 gol, viene fermato sulla destra però il giocatore in maglia rossa. Allora possesso palla per Bendia che la gioca subito per Codignoli, pallone un po' piatto, rischia il Testaccio. Allora subito all'indietro il numero 23 Colizza, addirittura da Boni il rilancio viene intercettato, Moretti cerca il tiro verso la porta e per poco non la mette in rete, sarebbe stato un 1-0 beffardo dopo appena 30 secondi di gioco. Starace, ancora Colizza, deve metterla in fallo laterale, momento di appannamento questo iniziale per il Testaccio, cerca subito di attaccare a testa bassa, allora il Football 8, qui il tiro di Eusepi che si spegne addirittura in fallo laterale, sta spingendo la squadra di casa, vuole trovare forse subito il vantaggio per sbloccare il match e portarsela dalla propria parte per cominciare in discesa questo incontro. Sarebbe molto importante, sarebbero 3 punti importanti per il Football 8 che andrebbe a riagganciare De Angelis e all'Italia. E temporaneamente anche il Bacci, aspettando però la partita di domani. Nel frattempo viene giocato il pallone a Tortosa che va dentro per Eusepi, ancora Tortosa. All'indietro per Natalucci che la gioca nuovamente per il numero 11, molto attivo in questi primi minuti di gioco, si fa vedere ancora Eusepi che scambia nuovamente con il numero 11, si torna ancora una volta da Natalucci sulla destra, cercato un taglio verso Moretti, addirittura cercano un 1 contro 1 quelli del Football 8 che stanno mettendo in difficoltà per ora i giallorossi. Allora Boni con le mani lungo in avanti verso il numero 17 Giuliani che viene fermato molto bene, allora fallo laterale che batterà il numero 23 Colizza. In incontro Giuliani, poi alla fine viene servito Alessio Starace, intercetta tutto Eusepi, ritorna sul pallone Starace, scusate era Albanesi, poi però se l'ha fatta togliere proprio Eusepi, il tiro di Giuliani a rispondere all'occasione di Moretti. Giuliani 16 gol, Moretti 22, sono i due bomber della squadra che tengono alte le marcature delle rispettive formazioni. Allora Starace, Bendia, sbaglia tutto, intercetta Albanese. Ci ha provato Albanesi ad intercettare, ha fermato tutto però molto bene. Retroguardia della Testaccio che è andato poi a rinviare lungo. Adesso Moretti scambia con il numero 10 Ricci. Cerca di spingere allora Giuliani, cross dentro, il tiro del numero 14 Bendia che non sbaglia alla prima occasione a tu per tu con Ortamelo, buca l'1-0 del Testaccio che si porta in vantaggio. Era andata vicino al gol anche il Football 8, ha risposto così però la squadra in maglia bianca ma che ha come colori sociali il giallo e il rosso. Cerca subito di calciare Eusepi, pallone che però non passa. Allora Tortosa, giro palla del Football 8 che potrebbe accusare il colpo di questo gol, è arrivato nel momento migliore perché era partita veramente molto bene la squadra di casa. Cerca addirittura da lontanissimo il tiro Natalucci, pallone che si spegne fuori ma sembra aver reagito bene al gol di svantaggio il Football 8. Che è una squadra più stretta Starace. L'invio di Boni arriva addirittura dall'altra parte dal numero 1 Ortame. Tortosa, Moretti viene incontro, la sponda sul numero 4 Albanesi, cambio di gioco per Natalucci, anzi no, il numero 3 Pompei che cerca di salire, il tiro proprio di Pompei dopo uno scambio con il numero 10 Ricci. Il pallone però ancora una volta è andato lontano da
lo specchio difeso da Boni che cerca ancora una volta il lancio lungo Giuliani, anticipato molto bene dal numero 3 Pompei che va anche giù. Sarà calcio di punizione per i padroni di casa. Allora Tortosa, gioca dentro per il numero 8 Eusepi che sbaglia a calciare. Allora ci prova Natalucci dalla distanza, ancora una ribattuta. Tortosa cerca di allontanare ma continua la pressione del Football 8. Tortosa, il cross sul secondo palo, esce Boni e fa suo il pallone. Manni subito di prima per Bendia, autore del gol dell'1-0 servito da Giuliani. Colizza, c'è la pressione di quelli del football. Allora rinvia lungo Colizza, intercetta comunque di testa in qualche modo Eusebi, pallone che però non viene addomesticato. Allora Natalucci è costretto a fare ponte su Giuliani e forse si fa anche male. Comunque calcio di punizione per il Testaccio. Sarà proprio Giuliani a calciare da quella distanza. Subito il colpo Natalucci che continua a protestare con l'arbitro che però non ha dubbi, sarà quindi calcio di punizione, lo batterà Giuliani direttamente in porta, ci deve mettere le mani Ortame per evitare il raddoppio. Ancora un buon tentativo quello di Giuliani. Allora Alessio Starace allontana la retroguardia del football. Codignoli, Starace addirittura da quella distanza in due tempi la blocca Ortame che va a rilanciare subito in avanti, intercetta ancora una volta il numero 6 Starace, torna all'indietro da Colizza, lascia sfilare per Boni, c'è la pressione di Moretti. Allora Boni subito al rilancio lungo che esce però dall'altra parte della metà campo in fallo laterale. La sponda di Moretti, si inserisce Ricci, c'è la deviazione, sarà forse calcio d'angolo chiamato da quelli del football ma non segnalato dal direttore di gara che fa riprendere dalla rimessa dal fondo. Allora Manni, Codignoli, ancora Codignoli si porta in avanti il pallone, aveva cercato di servire Bendia, non si sono intesi due, il pallone è sfilato sul fondo. Quando ci avviciniamo, anzi scocca proprio adesso l'8° minuto di gioco. Il fallo laterale in avanti, anticipa tutti Starace, pallone che arriva a Colizza. Ancora una volta all'indietro per Boni, giocano spesso con il numero 1 i giocatori del Testaccio. Codignoli, Colizza, alza la testa, è un lancio lungo a cercare Giuliani ma non arriva sul pallone numero 17, allora Eusepi. Intercettato il pallone giocato da Albanesi proprio da Bendia, autore dell'1-0. Bendia cerca di puntare un uomo, deve tornare indietro però da Codignoli che allarga tutto su Alessio Starace, rientra sul sinistro, cerca di calciare il velo di Giuliani che aveva cercato di ingarbugliare la traiettoria ad Ortame, non ci è riuscito. Allora Tortosa in avanti proprio per Moretti, riesce in qualche modo a districarsi, tutto solo il numero 9, veramente lasciato in solitaria, è riuscito a trovare il fondo, intercetta ancora Tortosa, Albanesi, dentro per il numero 8 Eusepi che calcia, Boni la mette in calcio d'angolo, provvidenziale la sua parata che salva il risultato. Battuto subito, il pallone proprio per Eusepi che cerca il tiro di prima, ancora calcio d'angolo. Sempre Ricci. Allontana ancora Bendia che si fa vedere anche in fase difensiva, oltre ad aver siglato il gol dell'1-0. Allontana Codignoli. Bendia. Ancora Bendia questa volta cerca di andare da solo, non ci riesce, lo ferma molto bene Eusepi. Tortosa. Di ritorno proprio per, scusate, Albanesi. Ancora Albanesi. All'indietro per Tortosa. Natalucci. Sempre Tortosa. Moretti,
Molto bene il passaggio di prima a liberare sul fondo Albanesi, il cross sul secondo non arriva a correggerla nessuno, allora può ripartire il Testaccio con Giuliani, proprio sotto la nostra postazione, gioca con il fisico, protesta Eusebi, non c'è nulla secondo l'arbitro, poi un rimpallo favorisce il numero 10 Alessio Starace, a calciare va proprio Giuliani, ancora un'occasione creata dal numero 17 che è partito praticamente a centrocampo e si è creato lo spazio con il corpo, si guadagna un calcio d'angolo il Testaccio. Buona la prestazione anche di Giuliani, appunto, che ha principiato, diciamo, il gol dell'1-0. Nel frattempo viene battuto il cross, allontana il Football proprio sotto la nostra postazione, sarà Colizza a rimetterla in gioco. Lungo addirittura verso Giuliani che riesce quasi a girarsi, la intercetta Bendia, pallone che rimane lì. Poi viene chiamata però una gamba tesa, forse un gioco pericoloso da parte del numero 17, ma si erano resi ancora pericolosi quei due. Il lancio che arriva addirittura dalle parti di Boni, che può solamente controllarla e giocarla subito su Starace. Voleva servire Colizza, ma c'è stata la pressione di Albanesi, allora ha dovuto andare da Manni che scambia con Codignoli. Un po' in difficoltà i due sulla pressione del Football 8, il pallone esce in fallo laterale. Sale Pompei per batterlo. Si fa vedere Eusebi, viene servito infatti, la mette giù con il petto. È bravo Bendia a dargli fastidio, pallone recuperato poi finalmente da Manni. Cerca di fermare l'avanzata avversaria Eusebi, ma non ci riesce. Bendia, Giuliani, lotta in mezzo a tre uomini, riesce a liberarsi al tiro! La prende, la incolla male purtroppo, la manda fuori, ma ancora un'ottima occasione creata dal numero 17. Ortame, Tortosa, Natalucci, alza la testa, dentro molto bene per Eusebi, che verticalizza altrettanto bene per il numero 10 Ricci che aveva tagliato il campo. Pallone un po' impreciso, poi qui Tortosa, buona la sua cavalcata sulla sinistra per andare a pressare gli avversari, si guadagna un calcio d'angolo con il suo tiro che viene deviato, batte subito Tortosa, all'indietro proprio per Eusebi che torna dal numero 11 con il sinistro, il cross dentro, la tocca Codignoli e la manda in calcio d'angolo. Sempre Tortosa, all'indietro per Natalucci, nuovamente Tortosa, cross basso, non ci arriva nessuno, ancora una volta attraversa tutta l'area di rigore prima che venga arpionato, ancora una volta dai giocatori del Testaccio che rinvia lungo, allora tutto da rifare per il Football 8. Addirittura un tiro da lontanissimo da parte di Ricci, che però è impreciso. Finisce sul reticolato che circonda il campo. Cercato sempre Giuliani, spesso da Boni viene cercato il numero 17 che gioca molto bene con la propria fisicità. Qui viene servito Moretti che si gira al tiro, la devia Starace, non manda però fuori tempo, Boni che riesce a controllarla molto bene. Giuliani questa volta la controlla in maniera efficace. Non arriva però poi il suo passaggio verso Alessio Starace, prova a ripartire il Football 8. Ricci, Pompei, Eusebi, giro palla per il Football 8 con Natalucci che serve Tortosa che taglia bene il campo per Eusebi che dopo il controllo ha cercato un tiro al volo. Ottimo il tentativo di Eusebi, quantomeno per la coordinazione e per l'intuizione, un po' meno però nell'esecuzione del tiro che si è spento alto. Poi qui commette fallo Giuliani, allora riparte il Football 8. Albanesi, Tortosa, di prima prova Eusebi, pallone arriva a Ricci, si appoggia su Pompei, nuovamente Eusebi, Ricci si gira al tiro, ancora una finta, riesce a sporcare Alessio Starace, quel che basta per evitare al numero 10 di calciare verso la porta.
Poi Eusebi controlla al limite, cerca il tiro, chiedono un fallo di mano, il fischio dell'arbitro, vediamo un po' se era dentro o fuori dall'area. Comunque l'arbitro ha fischiato, indica però una posizione che è fuori dall'area di rigore, sarà calcio di punizione dal limite, però tra le proteste di quelli del Testaccio. In barriera, fischia l'arbitro, parte Moretti che cerca il tiro a giro, non trova la porta, ma era comunque una grande opportunità questa per il Football 8. Continuano le proteste di Starace, inascoltate però dall'arbitro, anche perché oramai il calcio di punizione è stato eseguito. Sponda di Giuliani, ha cercato il tiro di prima intenzione Alessio Starace. Tortosa, lancio lungo, c'è fallo su Moretti, sarà calcio di punizione, viene chiamato anche il time out dal Football 8 quando siamo al minuto 16 circa. Tutto pronto per riprendere dopo questo time out chiamato proprio dal Football 8 Roma Nord. Dovesse finire così il Testaccio andrebbe a un punto momentaneamente dalla Golbet che deve ancora giocare, andrebbe però a 6 punti dal COD 272, quinto in classifica, aspettando però sempre la partita del Gem che potrebbe portarsi a quota 28 qualora vincesse. C'è Eusebi sulla battuta, è uno schema, va vicino per Tortosa che cerca esterno sinistro, poi viene cercato dentro l'area Moretti che praticamente dal dischetto non trova la porta. Ancora una costruzione positiva questa da parte del Football 8 che non riesce però a trovare il pareggio. Boni, calcio lungo subito anticipato bene qui da Pompei, però Eusebi, Albanesi, ancora Eusebi, di prima esce Boni, anticipa molto bene con i pugni l'avversario. Bendia, di ritorno per lui Giuliani, lo intercetta questa volta però Albanesi. Viene chiamato un fallo da Ricci che non vede l'arbitro, il tiro di prima intenzione di Giuliani, nel frattempo la risposta con i piedi di Ortame, ma è sempre pericoloso il numero 17 quando tocca il pallone. Voleva andare dentro l'area Giuliani che invece è venuto a prendersene il contro, aveva crossato in maniera molto insidiosa, non è arrivato però nessuno sul pallone, qui la lascia sfilare Starace, pallone che arriva a Moretti, lo deve fermare proprio in tackle il numero 23 Colizza che è rientrato perentoneamente per difendere la porta del Testaccio. Allora Eusebi, ancora Sepi alza la testa, cerca qualcuno, riesce a trovare il
numero 10 Ricci che cerca di sfondare sul lato corto dell'area, viene murato da quelli del Testaccio. Albanesi, Eusepi, ancora un tiro con il sinistro che si spegne alto sopra la traversa. Servirebbe forse un po' più di calma al Football 8 che riesce sempre ad arrivare negli ultimi 20 metri, poi però non fa mai la cosa giusta. Qui chiedevano un fallo su Giuliani per la trattenuta della maglia, l'arbitro non ha visto niente. Qui Tortosa riesce a servire Eusepi che va direttamente al tiro ribattuto da Starace che scambia con Manni. Colizza alza la testa di prima per Codignoli, pallone troppo lungo, si spegne tra le braccia di Ortame. Tortosa, impressione subito Starace che consente il recupero del pallone alla propria squadra. Ancora Alessio Starace in mezzo a due, riesce a girarsi. Codignoli cambia tutto su Bendia. Deve ricominciare però all'indietro da Manni, il Testaccio che cerca di calciare verso la porta e il pallone passa. Non trova però lo specchio, colpisce un tabellone vicino alla porta ed è quindi nulla di fatto per il Testaccio che rimane ancora sull'1-0. Tortosa dentro per Ricci, intercetta tutto Codignoli. Starace si frappone tra Albanesi e il pallone con il corpo che lo mette giù, calcio di punizione. Si allarga Bendia dall'altra parte, lo serve subito Starace, pallone un po' troppo lungo, non ci arriva il numero 14, allora fallo laterale. Anticipa tutti Starace ancora una volta, Bendia, Codignoli. Cerca di imbastire una manovra offensiva il Testaccio adesso, proprio con Bendia. Starace cerca il tiro ribattuto, può ripartire il Football 8 con Ricci che da solo un sombrero, ancora Ricci, un altro tocco al volo, la traversa, che azione del numero 10, veramente impressionante, una coordinazione incredibile, anche nel tiro non trova di un soffio il gol dell'1-1. Codignoli, Bendia, fermato, calcio di punizione secondo l'arbitro tra le proteste di Pompei. Molto probabilmente sarà Giuliani a calciare verso la porta. Fischia l'arbitro, la tocca Codignoli, va proprio Giuliani che colpisce in pieno Moretti, il pallone esce in calcio d'angolo. Sembra aver accusato il colpo Moretti. Allora adesso sul pallone dal numero 14 Bendia. Per incontro Codignoli, servito. All'indietro per Alessio Starace che entra in area, cerca il tiro, ancora una volta deviato, sarà calcio d'angolo dall'altra parte, però dall'altro angolo opposto a quello cui è stato battuto in precedenza da Bendia che decide di andare vicino, mentre questa volta c'è il cross dentro di Alessio Starace, allontana il Football 8, arriva da dietro Starace, Simone che cerca il tiro di prima intenzione, la strozza troppo, la manda il fallo laterale. Natalucci, Giuliani, Codignoli, Manni, Bendia, ancora il numero 4 Manni, Codignoli, Starace, di prima Colizza, intercetta tutto Pompei, pallone che però poi esce in fallo laterale, battuto subito per Codignoli che va verso Bendia. Cambio di gioco per Colizza che torna addirittura all'indietro da Starace. Cerca di far correre
No, cerca di andare lui in solitaria, scusate. Viene sottratto il pallone ma viene mandato in fallo laterale. Lo batte Manni. Riesce a girarsi Giuliani. C'è però poi Natalucci in seconda battuta che torna sul Pompei che si è prontamente rialzato. Ricci intercettato il pallone. Giuliani di prima intenzione. Gli dice ancora una volta di no. Ortame riesce sempre a coordinarsi verso la porta anche se è appunto di spalle allo specchio. Bendia da sbasso, allontanato. Arriva Moretti che la protegge bene, fa salire il Testaccio. Albanesi, Natalucci, Tortosa, Eusepi. Allarga verso Pompei. Nuovamente all'indietro per Natalucci. Verticalizzazione che passa ma esce sul fondo quando arriva il duplice fischio del direttore di gara. Tante occasioni da entrambe le parti, finisce per 1-0 per il Testaccio questo primo tempo. Si riprende questo secondo tempo. Subito calcio di punizione in favore del Football 8 Roma Nord. Sulla mediana. Sulla tre quarti di campo c'è sul pallone Ricci. Di vicino c'è anche Albanesi e Tortosa. Dovrebbe cercare forse anche uno schema. Ricci la tocca proprio per Albanesi che sparacchia alta, però sopra la traversa anche lontano proprio dallo specchio, anzi no, era Eusepi, calciato in maniera imprecisa. Allora sarà Boni a rimettere il pallone in gioco, decide di giocarla vicino per Alessio Starace, intercetta tutto Ricci. Anticipa però Codignoli, lancia in avanti per Giuliani, anticipato da Natalucci, il pallone arriva comunque a Bendia, torna all'indietro per Starace, allargato tutto per Bendia, autore dell'1-0 del Testaccio, torna da Alessio Starace che va direttamente in porta, la calcia alta, voleva... Cambio di gioco invece di Simone Starace verso Lorenzo Manni che non è arrivato. Si prova a ripartire il Football 8. Intercetta tutto Giuliani, per poco non si porta verso la porta avversaria. Alla fine non è riuscito il tentativo del numero 17. Allora Tortosa, Natalucci. Scambiano ripetutamente i due. Poi lungolinea verso Ricci che non riesce a girarsi ma il pallone arriva comunque a Moretti che allarga per Pompei che aveva pensato forse al tiro in un primo momento, poi si è allargato troppo, allora va al cross, la tocca a Boni, calcio d'angolo. Era proprio Pompei a batterlo, anzi no, se la porta di là il numero 10 Albanesi, vediamo se l'arbitro gli consentirà la battuta, sì è così. Allora Albanesi all'indietro per il numero 4. No, scusate, era Ricci che ha giocato il numero 4 Albanesi che dal limite dell'area non ha trovato la porta, era una grande opportunità sciupata. Recupera proprio Albanesi, commette fallo Codignoli, sarà calcio di punizione e viene ammonito anche il numero 7 Codignoli. Natalucci ed Eusepi sul pallone. Vediamo un po' se ci sarà un altro schema, si allarga Ricci. La rincorsa di Natalucci e lui a calciare verso la porta che... chiedevano il gol quelli del
Football 8 con il numero 3 Pompei, che però è uscito vicinissimo al palo, sibillando, non è sicuramente entrato, lancia in avanti, intercetta Ortame, pallone viene mandato fuori. Allora Starace, Bendia, la perde in questo caso il Testaccio. Allora Ricci, arriva da Albanesi e viene molto bene Starace. Natalucci di prima per Pompei, la finta, arriva sul fondo, il cross deviato, la mette giù addirittura Starace che fa ripartire il Testaccio, pallone per Bendia che aumenta la corsa, lo ferma in tackle il numero 15 Natalucci, sarà calcio d'angolo anche per il Testaccio. Incontro Mancinelli, il ritorno per Bendia, allontana tutto Pompei. Codignoli, Manni, era Manni per Codignoli. Siamo al quinto minuto di gioco, allontana Natalucci di testa, pallone che arriva a Ricci, cerca ancora un tiro da fuori, pallone che esce. Chiedevano calcio di punizione al direttore di gara, che non è però d'accordo con i giocatori di casa. Allora Alessio Starace, pressato da due del Football 8, si gira in maniera magnifica, perde però poi palla il Testaccio. Allora sarà calcio d'angolo proprio per il Football 8. Tortosa la battuta, esce Boni con i pugni, può favorire forse anche una ripartenza, lo stop di Giuliani che alla fine diventa uno stop a seguire, commette però fallo il numero 17 secondo l'arbitro. Allora riparte il Football 8, Tortosa sul sinistro ha il pallone, con il sinistro va a servire Ricci, lungolinea per Moretti che si appoggia per Eusepi che si inserisce, non riesce a trovare la porta dal limite dell'area. Era un'occasione ghiotta questa per il Football 8. Boni va a lungo verso Giuliani che salta bene di testa e si appoggia su Mancinelli che cerca di far correre Manni che non arriva però sul pallone. Tortosa, Ricci lascia sfilare verso Moretti che combatte in un corpo a corpo con Starace, battuto subito il pallone verso Bendia. Codignoli, il tiro del numero 10 Alessio Starace, la ribattuta di Ortame, lì da pochi passi c'era Giuliani, un gol meritatissimo che corona un'ottima prestazione, raddoppia il Testaccio e adesso si mette male per il Football 8. Per ripari allora il mister del football, esce il numero 4 Albanesi, entra il numero 6 Borrelli, unico giocatore in panchina per il Football 8. Adesso va giù Manni, c'è calcio di punizione, lo batte subito Bendia, ma il gioco era fermo, c'era Lorenzo Manni a terra. Adesso si rialza, un po' claudicante ma sembra poter proseguire. Allora proprio Starace che decide di andare in porta e trova il gol da lontanissimo, l'ha toccata Ortame ma non è stato sufficiente per fermare il pallone, il 3-0 del Testaccio che adesso mette sempre più in cassaforte il risultato. Eusepi allarga per Pompei, se la porta fuori.
Alessio Starace per Simone Starace, autore del 3-0, cambio di gioco per Manni che però era in posizione più avanzata. Allora batte Tortosa, Eusepi la manda lontanissimo, Starace che trova un gol incredibile. L'arbitro però aveva già fischiato fallo, ma che gol aveva trovato Starace all'incrocio dei pali, l'aveva lasciata in realtà andare Ortame. Non avevamo sentito il fischio dell'arbitro, ci eravamo stupiti per il comportamento del numero 1 in maglia gialla, poi dopo abbiamo capito che era stato fischiato un fallo. Tortosa, la tocca per Ricci, la ribatte Giuliani che dà una mano anche in fase difensiva alla propria squadra. Anticipa Martinelli su Ricci, c'è calcio di punizione secondo l'arbitro. Siamo arrivati adesso al 10° minuto del gioco, manca un quarto d'ora alla fine. Siamo 3-0. Ricci per Natalucci, cerca di liberarsi al tiro, deve poi però superare Codignoli, tornare proprio da Ricci, il tiro, Boni si fa trovare preparato quelle poche volte che viene chiamato in causa e questa è una di quelle. Tortosa, Natalucci, Ricci, pallone giocato per Borrelli, Moretti cerca di correggerla in rete, esce ancora una volta Boni, vediamo un po' se sarà calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo. Codignoli, Starace, si gira Mancinelli che va verso Bendia, colpo di tacco per Codignoli. Che palla lontano! No, ma hai visto? Ma che siete ascoltati che gli date il calcio? Ma stai qua davanti, oh! Ma come fai a vedere, oh? Ma che è lui che è lui prima su lui? A terra Moretti. No, lo so, però continua a dire così, capito? Lo sta facendo apposta. Ma è clamoroso. Guarda caso contro me, 3 combinati non mi hai visto, che poi siamo così. Ti era messo adesso, no io capisco, perché ho dato fastidio da inizio. Colloquiano il direttore di gara e Pompei. Il fallo laterale da Tortosa che va verso Ricci. Natalucci. Siamo proprio adesso a metà di questo secondo tempo, quindi mancano 12 minuti e 30 circa alla fine. Bendia, Alessio Starace, doppio passo, fermato. Bendia cerca di calciare ma non trova lo spazio adatto, allora deve proseguire e viene fermato, poi messo giù Pompei da Giuliani. Calcio di punizioni, 2. Adesso c'è
E alla fine di un parapiglia vengono allontanati Mazzesi e Giuliani, che viene espulso dopo un'ottima prestazione. Si macchia un po' con questo cartellino rosso finale, ne mancano 10 e alla fine potrebbe essere una buona opportunità per recuperare per la squadra di casa. Espulso anche Pompei, che allontana il campo, quindi si concluderà la partita in 7-7. Ricci, Tortosa, Natalucci si riprende. Quando siamo al 19° minuto ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare dopo il parapiglia che ha innescato l'espulsione di Ricci e di Starace. Allora ancora Natalucci, cambio di gioco verso il numero 6 Borrelli, la palla rimane lì, era uscito Boni che rimane a terra. Adesso viene fermato il gioco, è rimasto a terra Boni sull'uscita all'interno dell'area per anticipare Moretti, è rimasto a terra Leonardo Boni, numero 1 del Testaccio, sta conducendo la partita per 3-0. Sembra essere però nulla di grave, forse solamente una contusione alla testa. E niente di più, si rialza Boni. Troccano tra di loro quelli del Footballetto, giocata per Codignoli che decide comunque di calciare, poi viene fermato il gioco, rimane a terra Natalucci.
Eh? No, non lo metto negli highlights, non so se servirà. Eh sì, è tutto salvato. Abbandona il campo anche Natalucci, si mette male allora per il Footballette che gioca adesso in 6. Alessio Starace cerca di calciare, ribattuta. Ricci, Albanesi, Eusepi, manca poco alla fine. Moretti, Manni rilancia tutto verso Albanesi. Tortosa, probabilmente abbandonerà il campo Natalucci, quindi finirà in 6. Anzi no, è entrato direttamente Tortosa, rinvia Boni. Starace, allora mi correggo, in 7 Footballette, che in effetti aveva ancora il cambio di Tortosa. Adesso Tortosa e Albanesi dietro, centrocampo Ricci, Eusepi e Borrelli, e davanti Moretti, unico riferimento offensivo del Footballette in questo finale di partita. Bendia cerca un numero di troppo, pallone che arriva a Tortosa, cerca di andarla a pressare Codignoli, allora si appoggia su Albanesi e torna proprio da Tortosa, la tocca Alessio Starace, fallo laterale, minuto 22 e 15 secondi circa, la mette giù molto bene Tortosa. Eusepi, verticale imprecisa, intercetta Starace che travalce poi Borrelli. Finale di partita un po' teso qui Alessio Lazzurra ai rimbalzi, pallone che arriva Alessio Starace che cambia tutto verso Manni di prima, bene per Bendia, ancora Manni, Bendia, una serie di finte, esterno verso Starace che allarga su Alessio Starace, Codignoli, Manni cerca il tiro, lui che ne ha dotato come Starace, viene però ribattuto questa volta, pallone che arriva a Borrelli dopo il rinvio alla cieca di Starace, viene incontro Eusepi, ancora Eusepi cerca una verticalizzazione che non passa, allora va su Borrelli che si appoggia su Tortosa di prima d'esterno, molto bene per il colpo di testa del numero 9 Moretti. Boni deve solamente bloccarla quando sta per scoccare il 24esimo minuto, quindi l'ultimo di gioco, almeno quello regolamentare. Ci aspettiamo poi un corposo recupero, vediamo che cosa decideranno gli arbitri mentre viene messo giù Mancinelli, sarà quindi calcio di punizione. Starace per Bendia, Codignoli, allora Simone Starace cerca di allungare la corsa, chiede fallo, sarà calcio di punizione. Una commissione che faccio bene. Allora fischiamo tutto sull'intenzione. E non mi prende, ma che male. Venticinquesimo minuto, aspettiamo solo il recupero. Nel frattempo parte Starace, rasoterra insidioso che non trova lo specchio.
Quando scocca il 25esimo aspettiamo solo i minuti di recupero. Ricci, Eusebi, carica il tiro, rimpallato da Codignoli, poi cerca addirittura il tiro di controbalzo d'esterno. Alessio Starace, ben controllato da Ortame, lancio lungo verso Borrelli, vediamo se la tiene in campo, ci riesce molto bene, poi arriva il tackle di Alessio Starace, allora calcio d'angolo, manca pochissimo. 4 minuti di recupero, 4 minuti di speranze per il Football 8, quantomeno di accorciare le distanze. Codignoli, Manni, la calcia addosso il numero 4 Albanesi, sembra un po' macchinoso Manni quest'oggi, non è riuscito mai ad allungare la corsa sulla fascia destra. Allora Albanesi, il lancio, buono il controllo di petto di Starace che per un secondo se la lascia sfilare da Borrelli, poi interviene Bendia, Codignoli, Starace, Mancinelli, sbaglia l'appoggio, controlla bene Moretti che cerca di girarsi, va dal numero 10 Ricci, contrastato da 2, allora Moretti la piazza, che palo, è il secondo del Football 8 di questa sera. Starace, per Simone Starace, si alza bene il pallone con il contagiri, lo controlla Bendia che cerca poi di liberarsi sul destro, questa volta non è incisivo come il gol che ha portato all'1-0 del Testaccio. Eusebi, non ottimo il controllo, riesce comunque a manovrare sulla destra e a servire Tortosa, di ritorno proprio per Eusebi. Ricci, colpo di tacco, intercetta tutto Manni, di prima Bendia per Mancinelli, arriva subito Tortosa però a chiudergli lo spazio, allora deve tornare all'indietro da Alessio Starace. Mancano 2 minuti alla fine di questa partita. Lancio lungo, intercetta Moretti, fermato. Mancinelli, lo ferma Albanesi, poi cerca un cucchiaio Lorenzo Manni all'interno dell'area, trova però la porta. 28esimo minuto di gioco, ultimo in teoria di questa partita. Moretti, palla sul destro, ha cercato in tutti i modi il gol, non l'ha trovato, lo ferma Alessio Starace. 3 contro 2 questa ripartenza per il Testaccio. Starace, se la porta sul destro, la scarica verso la porta, non trova il gol nel finale. Adesso aspettiamo il triplice fischio. Rovesciata. 3 sono i fischi dell'arbitro, come 3 sono i punti del Testaccio, come 3 sono le vittorie consecutive dei giallorossi che con questa vittoria riescono ad allontanarsi dal COD 272, andando a 6 punti di distacco e ad avvicinarsi a quel gruppo di testa delle 3 Golbet, Cotton e Pisana, che continuano però a veleggiare a quota molto più alta. Continua invece il periodo nero per il Football 8.